Non vi preoccupate dei vostri piccoli, le vostre piccole creature anche qua dietro. Ne sanno più di voi. E se ne sanno più di voi la colpa è vostra. Perché una volta a casa avevamo meno stanze ma i muri erano più spessi. Adesso per avere più stanze i muri si sono assottigliati. Quindi la sera quando siete in camera da letto con vostro marito, in quel momento sembriamo tutti giapponesi. La signora ride perché fa così, maiala. E c'è questo bambino che sente provenire questi lamenti dalla stanza dei genitori, spalanca la porta e vede il papà abbracciato sopra la mamma. Dice: che fate? Il papà preso alla sprovvista si copre, imbarazzato, dice: niente, pensavamo di darti un fratellino, io non la voglio, sto bene solo. Chiude la porta e se ne va. 2 giorni, madonna, questa è cipolla però. Io no, è cipolla. Sai con lo spaccadrodio che... Spalanca la porta e trova la mamma sopra il papà. E adesso la mamma, presa lei la sprovvista, molto imbarazzata, dice: niente, pensavamo di darti una sorellina, non ci siamo capiti. Io non voglio il fratellino, ma non voglio neanche la sorellina. Chiude la porta e se ne va. San Giovanni, 3 giorni dopo, fuochi d'artificio. Sempre la signora, vi faccio presente che ride. Il bambino si mette al buco della serratura e vede la madre a 4 zampe e il papà di dietro. Spalanca la porta: oh, non voglio neanche il cagnolino. Signora, ma che fai? Gliela spiega a suo marito. Non c'è più.